Buonasera a tutti. Intanto faremo grazie a Carolina, l'associazione Sinfonia, per essere invitato a questo bello attoppo di canticos o di solidarietà. Siamo contenti, come a tutti, di essere bene in questo bello zasto, che non conosciamo e che è sempre una buona occasione di conoscere cosa nuova. Salutiamo da parte di Susozio Sasenas di Ortigale e da parte di Zuncor Guaballu di Ortigale. Siamo bene per presentare solo due tipi di canticos, come ti ha spiegato bene me da Cici, su canto a chi da Santino, da chi da Santa, che ha da fare su un cordo da Senas, e invece su un cordo a ballo, che ha da presentare su un cordo a ballo di Ortigale. Presentiamo poco su cantico, cominciamo con studiantina, che è il primo cantico che ha da fare su un cordo da Senas. La studiantina non era già il suo nome, è un cantico un tanto della linea armonica facile, lo vogliono a poi imparare lo spicciocco, più giovane a cantare, calti orta come te serenata. Devo pensare che quando canti anche su WhatsApp non esistia come caricare femmina, tu che devi fare calti cosa, calti canti o andare a fare calti serenate, insomma, a fare sa vicciocca di chircare, insomma. Andiamo a fare poi su cantico su Santos, che è un cantico che ha cantato Don Costanzo Puttu, come ti ascoltai adesso, sono schimbanta in vita, in sa missa. Non l'ha cantato e poi Gigi non l'ha armonizzato questo cantico. E poi andiamo a presentare uno dei nostri cantici della Ghida Santa, che è il Stabat Mater. Insomma, la Ghida Santa, oltre a Stabat Mater, abbiamo cantato sempre su Miserere e sotto Padrista, che sono i nostri cantici, proprio qui noi abbiamo cercato di recuperare tutto su valori culturali della Ghida Santa di Ortigale, che vedi si infrimmava, hanno chimbanta, insomma, storia o leggenda che sia, da poi un periodo abbastanza energico, insomma, che ha bloccato questo scantico, a seconda di esso, sono cantatore arrivano accanto buffato a scrapamento, che su già sopporta a fare questa cosa e quindi ha primato questa. Però su cantico questa cosa via, non è morto, vi stavo da cantare in sul magazzino, non più su in suo luogo, cioè in Cresia o in Sacristia, ma in qualche domo, in qualche magazzino, però e poi con una ricerca fatta intanto dai altri che vengono primi a noi, che hanno cercato di recuperare su cantico, poi siamo arrivati noi a metà degli anni 90, proprio non perdere su cantico tipico della Ghida Santa. Questo per quanto riguarda su cantico su concorso a Ghida Santino. Su un cordo a ballo non c'è questo problema, su un cordo a ballo ha sempre cantato in vita, come ti spiegano in Gigi, in questa occasione se i bambini, tanto in sozzilleri, come me la prespago, sono occasioni di festa, tutta le sue della festa proprio in d'onore, come ti dice appena in trita, e questa formazione che iniziò, e sono di questa formazione proprio che sono dentro i cantatori che hanno fatto parte, che fanno parte ancora di un cordo a ballo, in dove bene, come ti dice appena in trita, imbattono amigos che diciamo può cantare e gai su che siamo scherzato bene fino a noi per presentare su cantico della Ida nostra. Andiamo a presentare questo stesso cantico, hanno a presentare su sedia e ballo e poi hanno a fare molto e molto a Sabine. A Sabine di questo due tipo di cantico andiamo a presentare su Solgoso di Santa Maria Saucco, che è un tasso in vita in su monte di Ortigale e di Bolottana, e noi si festeggia da Giuseppe dei Capitani, Salve Santa Maria Saucco, in un Sannuina. Sul questo canto, in cui hanno a meschiare tra i solduoso, e quindi hanno a parlare due di un cordo da Sena e due di un cordo a ballo, e altri hanno notare che sul basso di un cordo a ballo passa dalla funzione di Ula a San Mesaoghe de Vettus, e Gaia da fare San Mesaoghe di un cordo a ballo e basta fare Saoghe. Devo essere in poche parole di poter spiegare una pena a tutti, spero di poter fatto comprendere qualche cosa. Torniamo grazie a tutta l'associazione Sinfonia, a tutti quanti voi che siete attenti alla presenza di noi ascoltare, e se Dio schiera, se Scaprino lo permette, non la voglio tornare via. Grazie.